Buongiorno amici. Buongiorno. Buongiorno da una Olanda assolata. Sì. Finalmente. Oggi da domani in poi, sino a quando le previsioni mi permettono di vedere il clima, piove. Io non ci credo. Quindi per altri 10 giorni, perché poi non lo vedo più. Non pioverà. Ci stiamo per spostare da questo posto, tanto ieri ve l'abbiamo fatto vedere, abbiamo fatto anche una dronatina, è inutile parcheggiare qui in mezzo a forse oggi 400 camper ci sono, e comunque sono davvero quasi andati via tutti ieri sera, tutti, ne sono rimasti 2 o 3 che vedevamo in fondo, sono andati via tutti, quindi hanno tutti paura giustamente della polizia. Noi invece abbiamo dormito qui tranquilli e non è successo nulla, non ci ha disturbato nessuno, non ci ha multato nessuno. Adesso sollevo la videocamera, vabbè, ma l'avete già visto ieri, è pieno di camper dalle 7 del mattino. Il parcheggio è consentito dalle 6 alle 21. Alle 7 c'erano già 400 camper. La gente si sveglia alle 5 per venire a parcheggiare qui. Comunque ve lo faccio vedere. Se si vedono, non lo so, tutti quei puntini bianchi sono tutti camper, ragazzi. Adesso metto in moto, scaldiamo un po' il motore dell'Iveco, che tra l'altro sta perdendo un po' di olio. Bisogna farlo controllare, lascia proprio una bella chiazza in terra, ve la faccio vedere. Qualche guarnizione della testata, non so dove, una bella chiazza. Vedete? Bella grande. Inquadra lì dove ci sono tutte le goccioline. Ci sono le goccioline, la chiazza è bella grande. Io sto sempre controllando il livello dell'olio motore ed è buono, quindi per il momento proseguiamo, ma appena termineremo questo viaggio, riscenderemo dalla Norvegia, devo portarlo e far vedere di cosa si tratta. Togliamo questi pannelli che non mi stanno servendo mai nulla, bisogna lasciarli a casa. Ah, devi fare ancora il letto, Rita, qua. Lo fai e così ci metto i pannelli sopra. Buongiornissimo anche alla Rita. Buongiorno. Pronta e pronti per partire. Quasi pronta. Sì, dobbiamo togliere innanzitutto queste stoviglie. E poi vabbè, c'è il letto da fare in mansardina, ma è un attimo. Comunque anche il parcheggio è vicino, 25 minuti se non sbaglio. Buona giornata. Attraversiamo di nuovo qualche ponte perché siamo in questo arcipelago. Quindi ci sono tutti questi ponti che passano da una penisoletta a un'altra penisoletta. L'arcipelago è insieme di isole. Adesso intanto ci correggono, anzi mi correggeranno e daranno ragione a te. Vabbè, comunque partiamo, Rita. Certo che se facesse delle giornate così anche più avanti, non solo sporadicamente, cioè ieri e oggi e poi altri 15 di pioggia, sarebbe bellissimo perché si sta bene. Alla fine, anziché stare a 40 gradi, a 45 come nel sud Europa, Grecia, Sardegna, Sicilia eccetera, staresti qui intorno ai 24, 25, 26, che è la temperatura perfetta. Il fatto è che piove sempre e domani dovrebbe riniziare a piovere. No, era il drink. Sei pronta? Sì, però. Ci spostiamo? Andiamo. Prontissimo. Vamos. Comunque Rotterdam 56 km, quindi adesso proviamo un altro parcheggio di fronte al mare e poi domani magari visitiamo Rotterdam, poi Amsterdam e poi, ragazzi, c'è un trattino di Germania, Danimarca e Norvegia. Rita a lavoro, Non perdere tempo. come spesso succede. Comunque vediamo tantissimi camper parcheggiati in riva a questi tratti di costa molto belli, dei piccoli golfi. Camper ce n'è dappertutto, solo che poi devi andare via. Sarebbe stupenda, sarebbe una nazione per il camper meravigliosa, perché è pieno di coste, di insenature, è davvero molto bello.
forse davvero troppi camper, e allora hanno regolamentato per questo, perché poi ce ne approfittiamo troppo. 1,64 €, facciamo il pieno. Ragazzi, abbiamo fatto un piccolo pit stop in un distributore che abbiamo visto da lontano, che papà ha visto, a 1,64 €, molto economico considerando che in queste zone 1,80 €, 1,90 € e quindi facciamo il pieno, abbiamo metà serbatoio. Sono cambiati i tempi, ragazzi, e anche i prezzi. 5 anni fa abbiamo rifornito in Spagna a ben 80 centesimi. Facevamo 1 litro e 60, no, 2 litri 1,60 €. Ma tu non sai, quando ero piccolino io e si girava col motorino, con il sì, andava al distributore e mettevamo 200 lire. Che sarebbero? Facevi il pieno, che ride, che bello. Eccolo qua, il nostro nuovo parcheggio nei Paesi Bassi. Abbiamo tavolo da picnic, abbiamo una spiaggia di fronte al camper e il camper qua davanti. 3 metri e possiamo prendere addirittura il sole. Beh, il posto è bello. Questo è bello. Sarebbe bello anche dormire qui. Si potrebbe provare. Comunque adesso mi alleno con gli elastici. Tieni che mi prendo l'attrezzatura per allenarmi. 1, 2. Sto correndo spesso, ma gli elastici non sto riuscendo a farli come prima. Ci sono dei periodi dove riesco a fare un giorno elastici, un giorno corso, un giorno elastici, un giorno corso. Adesso gli elastici non li facevo minimo da una settimana. E questo posto mi ispira molto, bello, mi alleno qua, mi sto allenando qui. Un bellissimo allenamento. Me lo sono fatto in questo bel prato verde. Poi mi sono preso anche un'oretta di sole subito dopo. Adesso ci ha chiamato Rita, è pronto, mettiamo a posto gli elastici e si pranza. Eccoci qua. La Rita cosa ci ha preparato? Mica si... Sì, qui non si scherza mica, tirano le bambole. No, vediamo. Guardate. Fronte al bar, Rita, sta mettendo un po' di vento. Te devo dire... Abbiamo anche vino bianco. Sì. Dai, forza, che Fame? si raffredda. Fame? Si raffredda, questa è una... E vinellino ghiacciato, Vabbè, poi fuori abbiamo questo panorama, ragazzi. Buon appetito e ci vediamo stasera. Adesso 2 orette di sole, non ce le toglie nessuno, la giornata è bella e ne approfittiamo, ci sdraiamo qua nel prato. Io prima lavo i piatti. E fai bene, così non te li ritrovi dopo. Un po'. Vediamo. Sì, il lavandino pieno. Oggi parecchia gente in spiaggia, cioè ci sono tante persone. La giornata è bella e qui ne approfittano, anche perché poi, come vi ho detto, farà pioggia per molti giorni. Adesso ce la godiamo. 2 orette con Rita al sole. Quattro e 30 del pomeriggio, contro tutti i pronostici abbiamo preso 2 ore di sole anche in Olanda. Non l'avremmo mai detto. Non è penetrato attraverso il mio barbone, ma un po' in fronte l'ho preso. No, non l'avremmo mai detto perché è rara la giornata di sole in questi posti, però... Quando ce ne approfittiamo. Sì, dopo vi faccio vedere le previsioni per i prossimi 15 giorni. Anzi no, c'è da piangere. 4:30, Rita, tu ti alleni e io lavoro un po' e poi mi sa che ce ne andiamo in un camping che c'è qua a fianco a
15 euro a notte. E domani che inizia a piovere ce ne andiamo e andiamo a Rotterdam, che dista 50 minuti da questo parcheggio. E 1 ora e 49 Amsterdam. Dopo Amsterdam, un pochettino di costa, fuori. Sono andati via tutti, sono le 6 di sera, anche noi siamo rientrati in camper. Rita si è allenata, adesso si è fatta la doccia, ma qua l'effetto della marea, della bassa marea, l'oceano, si è ritirato diversi metri. Ti sei allenata? Sì, Allenata e docciata. Doccia, adesso capelli E poi ci guardiamo il video. e poi ci guardiamo il video, sì. Ok. Quando abbiamo un po' di tempo organizziamo sempre di nuovo tutte le ceste, roba da buttare, roba che non sta più a Davide, facciamo sempre un pochettino di ordine. Anche adesso un bel... E questo? No, quello è Questo è carino. Sì, no. Questo è un altro bel po' di roba, più ho buttato anch'io un sacco di calze bianche che non uso, calze da sportive, ma che non uso ugualmente, quindi cosa me ne faccio? Una piccola cernita. Non me ne faccio niente, ogni volta qualcosa la buttiamo sempre. E poi ceniamo. Oggi è la festa della mamma, quindi auguri a tutte le mamme del mondo e auguri anche a te, Rita. Auguri a tutte le mamme, sì. E hai trovato una cosa adesso. Dove te l'ha messa? Dove te l'ha nascosta? Sul letto. Che carino. Vediamo. Che bellissimo. Ti voglio tanto bene. Voleva che ce l'avessi anch'io perché l'aveva fatto a te. Per la mamma numero 1. Che carino. Bravo Dado. Bravo Dado. Adesso lo chiamo e ringrazio. Certo. Cucciolo, mio cucciolo. Grazie amore. Anch'io. Beh, adesso interrompo il momento dolcezza perché dobbiamo Lidio. cenare. Dobbiamo cenare! Buon? Tutto. Bravo, così è più semplice. Comunque, non buongiorno, ma buon pomeriggio. Di mattina Davide ha fatto la scuola e noi ne abbiamo approfittato del sole per tagliarmi barba e capelli, perché appena ho visto il primo raggio di sole mi sono ripulito. Adesso stiamo andando in una Lidl a 30 minuti da qui per comprare l'acqua. Siamo senza acqua da bere. Anche la Rita di nuovo in costumini, ma ti passa, ma già ti passa, non ti ne preoccupare. approfittiamo quando non fa ci Non vestiamo. ti preoccupare, perché da domani sino al 2026 mette pioggia. Vabbè, usiamo il costume quando fa e l'ombrello quando serve. È giusto. Chi se ne frega. Comunque ragazzi, abbiamo dormito qui, non ci ha detto niente nessuno. Quando fa ne approfittiamo, sperando di non prendere il multone. Comunque dobbiamo cercare un campeggio e scaricare. Oltretutto, dobbiamo avvicinarci a Rotterdam, Rita, ma siamo a 40 minuti, a 30 c'è la Lidl, dopo la Lidl ci parcheggiamo in un camping a Rotterdam. Alla Lidl 2. Va bene? 2 cose alla Lidl, No, due in acqua patate, acqua e verdura. e basta. Stop. Sì, perché facciamo sempre l'errore di entrare alla Lidl e ricomprare, rifare la spesa generale quando l'abbiamo già 100 fatta. euro di spesa. No, non c'è di tutto. Va bene, andiamo. Andiamo. Quindi come vi ho detto 28 minuti e siamo in una Lidl, compriamo l'acqua e poi dobbiamo trovare ancora un parcheggio a Rotterdam e non l'ho ancora cercato. La visiteremo domani pomeriggio perché di mattina Davide alla scuola. I've been grinding, multiplying. I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in. Yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus.
I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Stavo prendendo il sole mezz'ora fa, neanche. È così qua. Ci lava i camper almeno. Ragazzi, non so se si vede, forse no, ma dopo tanto tempo, lo vedete qua, è riuscito il ragnetto che viveva nella telecamera. Mamma mia, da quanto non ci vedevamo. Chissà se è davvero lui o se è qualcos'altro. Secondo me è lui. È andato in un altro condominio e poi è tornato. Piccola spesa alla Lidl fatta, amici, prezzi uguali alla Francia e al Belgio. Piccolissima spesa alla Lidl fatta, adesso stiamo andando a parcheggiare vicino a un camping, si dovrebbe poter dormire. Domani mattina entriamo in camping, Davide fa la scuola, poi l'indomani mattina paghiamo il camping e ce ne andiamo, e abbiamo fatto una notte. Parecchio traffico per entrare a Rotterdam, per entrare nella città, proprio colonne e code assurde, sia a destra che a sinistra, guardate, sono tutti fermi. Per fortuna che noi dovevamo andare al centro. Time out to be and live my life off screen. Taking time out to be and live my life. I'm in a place serene and pure and free. Hey, I ain't worried. Abbiamo trovato questo parcheggio sporco, tutto quello che volete, ma è perfetto per noi. Vedete, pieno di fazzoletti in terra, lì avanti una mezza discarica, ma a noi non ce ne frega nulla, dobbiamo solo dormire e domani mattina Davide deve fare la scuola. Poi da qui ci spostiamo in un camping qua vicino per poter uscire e lasciare il camper al sicuro. Qua non lo lascerei mai da solo. Visitiamo Rotterdam, torniamo, dormiamo in camping, lì domani mattina ci svegliamo e ce ne andiamo. Amici, 28 gradi e 1. Alla faccia dell'Olanda fredda. Di nuovo in costumino, di brutto, nudi, c'è un caldo Bellissimo. assurdo anche io. Spaventoso. Tisanetta bollente a 28 gradi. Però mi sono già un po' abbronzato, Però nei prossimi giorni le temperature dovrebbero scendere. Arrivare addirittura sino a 16-17 se non sbaglio. È buona, O comunque ci dobbiamo far pagare. Dove arriviamo noi arriva il caldo. Sì, Portiamo il sole ovunque. certo, perché dobbiamo stare nudi. Illuminiamo di mezzo. Nudi, nudi, l'Europa. nudi. Studying. Io l'ho già fatto, Che cosa? i compiti. Rita, io edito un po', tu cosa ci prepari? Allora, sto preparando gli involtini di zucchina. Poi prepariamo, ho intenzione di preparare, c'è una salsiccia di, forse di leggera, di... Pollo? No, di agnello mi sembra. Che buono, La faccio con i fagioli. va bene. Poi i broccoli e la verdura verde. Ottimo, a dopo. Ma dopo... E anche oggi, amici, siamo arrivati all'ora di cena. Rita ha preparato della salsiccia con fagioli, verdure, broccoli, insomma. Involtini di zucchina. Anche, vedi, Belli belli. Buona cena a tutti. Domani, ragazzi, insieme andiamo a visitare Rotterdam. Buonanotte.